E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi potremmo intitolare questo spazio Cronache di un 8 marzo italiano, troppo italiano. Sì, perché ieri era, come sapete tutti, si celebrava la giornata della donna. E sì, tra i vari cortei che si sono visti c'è stato quello romano di Non Una di Meno, movimento femminista e transfemminista. Ricordate, è molto importante chiarire anche transfemminista, se no potreste essere accusati di sostenere quella tesi biecamente reazionaria e criptofascista per cui i generi sono due e non possono essere moltiplicati in base all'umore mattutino del soggetto. Comunque, evento romano di Non Una di Meno, cosa succede? Succede che le femministe nostrane cacciano dal corteo, dalla manifestazione, le donne iraniane che, guarda caso, sentivano di essere in piazza a maggior ragione per la causa delle donne, a maggior ragione in nome dell'autodeterminazione della donna, a maggior ragione in nome della difesa del corpo, dell'anima, dell'integrità fisica della donna, quotidianamente minacciata, violata, stracciata dalla Repubblica Islamica dell'Iran. E quindi andavano non solo ammesse ovviamente come banale atto di democrazia nel corteo, ma andavano abbracciate, andavano ringraziate, gli andava portata la solidarietà più autentica, e invece sono state cacciate dal corteo. L'ha raccontato, tra le altre cose, al Giornale il presidente dell'associazione Italia-Iran, Mario Filippo Brambilla di Carpiano, insieme al referente romano Francesco Di Bartolomei, i quali hanno detto: durante la manifestazione circa 10-15 cittadini iraniani erano presenti sul posto in modo completamente pacifico, senza alcuna tensione o comportamento violento. Nello stesso momento alcune associazioni e persone presenti, tra cui un gruppo di attiviste femministe, hanno formato una catena umana impedendo il loro ingresso nell'area. Cioè si è formata una catena umana o disumana per impedire l'ingresso nell'area della manifestazione di chi portava le ragioni per eccellenza in questo momento della causa femminile, della lotta al patriarcato misogino e all'oscurantismo. Un cordone per tenerle fuori, perché non rientrano nello schema politicamente corretto. Rischiano di ricordarci che la minaccia oggi anche per le donne non è l'Occidente e che le libertà oggi non sono calpestate in Occidente. Hanno continuato i referenti dell'associazione. Da parte di quel gruppo sono stati rivolti insulti e si sono verificati tentativi di creare tensione e provocare uno scontro. Altre fonti hanno riferito che le transfemministe chiedevano di andare via agli iraniani e alle iraniane, tanto che una ragazza iraniana ha gridato: ora parlate delle ragazze uccise nel raid israeliano-americano. Parentesi, drammatico, tragico, non riscattabile effetto non voluto di una campagna bellica. Poi continua sempre questa ragazza iraniana: ma dove eravate quando ci uccidevano in piazza? Dove erano le signore di Non Una di Meno quando macellavano a migliaia, non a decine, non a centinaia, a migliaia le donne iraniane, mitragliandole nelle strade, facendole bastonare dalla polizia morale solo perché chiedevano di esercitare le libertà minime, ma qualificanti, quelle che fanno di una donna veramente una persona libera e che le signore di Non Una di Meno possono praticare ogni giorno in Occidente, non c'erano. Banalmente non c'erano, non erano in piazza, non davano loro voce, e si scopre oggi le cacciano dai loro cortei in occasione dell'8 marzo. D'altronde
non una di meno, quando durante le prime ore dell'attacco israelo-americano all'orrenda teocrazia misogina, patriarcale, totalitaria degli Ayatollah, ovviamente prese subito le distanze da questo attacco, sia mai che le donne in carne e ossa vengano liberate e non nella nostra retorica social. Tra le altre cose dissero che Trump e Netanyahu sono il simbolo di un potere corrotto e decadente almeno quanto quello degli Ayatollah. Almeno, cioè sono almeno equivalenti Trump e Netanyahu agli Ayatollah assassini, torturatori, incarceratori di donne, per le signore di non una di meno. Questo è anche l'8 marzo isterico, doppiopesista, surrealista che abbiamo visto, e anche per questo vogliamo mandare un abbraccio doppio da Radio Libertà alle straordinarie donne iraniane in lotta davvero per la libertà. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio avete ascoltato Liberamente.